Appassionati che invece stanno ricavando grandi soddisfazioni da quest'inverno gelido. È il caso di Giampaolo Rizzonelli, che ha rilevato il record italiano del freddo in Italia, meno 47 gradi sulle pale di San Martino. Il record è di dicembre, ma è stato scoperto soltanto in questi giorni dagli esperti che ciclicamente raggiungono le centraline del freddo per scaricarne i dati. Alla Busa di Manna, in Val Veneggia, sulle pale di San Martino, quota 2550 metri, alle 5:15 del mattino del 18 dicembre si è segnato il record italiano del freddo, meno 47 gradi. Avevamo appunto sentore di aver ribattuto il record dell'anno scorso. E quindi non è stata è comunque una sorpresa, ma era un po' attesa. Cosa fate voi freddologi? Festeggiate, stappate bottiglie di spumante? Sì, esatto. Io sì, personalmente si stappo bottiglie di spumante. Mentre la gente comune si stringe in sciarpe e cappotti maledicendo la colonnina di mercurio, in Italia decine di appassionati del freddo come Giampaolo Rizzonelli incrociano le dita sperando di superare il suo record. Per questo vanno alla ricerca delle cosiddette frost hollow, conche poco ventilate dove si creano con l'inversione termica dei microclimi estremi, con la formazione di veri e propri laghi di aria fredda dove vengono piazzati i datalogger di rilevazione. Solitamente la temperatura cala di 0,65 gradi ogni 100 metri salendo. Nelle doline è esattamente il contrario, cioè in inversione termica la temperatura cala di 1 grado ogni metro scendendo, quindi se uno arriva sul bordo della sella con magari meno 12, ma capita spesso di portare qualcuno a provare questa un'emozione anche, con meno 12 sul bordo della sella arriva in fondo con meno 30. Facendo pochi passi si sente proprio la temperatura che cala man mano che si scende. E quest'inverno sta dando agli appassionati grandi soddisfazioni. Il meno 47 di dicembre, ipotizza Rizzonelli, potrebbe addirittura essere battuto, mentre nelle prossime ore dovrebbe ghiacciare anche il lago di Levico, come non accadeva da almeno 4 anni.